Un presepe sicuramente originale, quello di Paggi di Carasco. Intanto diciamo il posto, dove ci troviamo? Ci troviamo proprio a metà più o meno della collina di Paggi, all'interno di un vecchio frantoio. Abbiamo cercato di fare questo presepe proprio per far conoscere soprattutto un po' Paggi a tutta la gente che non conosce neanche questo paese, per portare un po' di visite, per far riuscire a raccogliere anche qualcosa per mettere a posto poi quella che è la cappella di Sant'Alberto. E da chi è stata realizzata quest'opera? Allora, viene interamente realizzato da me, mentre le statuine sono la maggior parte fatte a mano da mio papà, fatte con diversi materiali, ce n'è di gesso, ce n'è di legno, ce n'è di cemento, ce n'è di carta, a seconda un attimo di come gli nasce l'ispirazione. Il tempo per realizzare tutto questo quant'è? Più o meno sono 15-20 giorni, ma letteralmente chiusa qua dentro dalla mattina alla sera. Qualche caratteristica, vediamo qualcosa di particolare, cosa ci può indicare? Ma sicuramente che piace sicuramente alla gente è la riproduzione poi di quello che è il frantoio in piccolo con tutta la spiegazione di come funziona. Particolare che non si trova quasi in nessun presepe è la carbonina per fare carbone, così come l'essiccatore delle castagne, un torchio risalente all'anno 100 a.C. che è stato rubata l'idea da un torchio realmente esistente ancora giù a Carasco, i muretti che sono fatti veramente a secco come si facevano una volta, dall'acqua che comunque ne arriva realmente da una sorgente, le piantine che sono veramente piante vere tenute a bonsai. Sono tutta una serie di piccoli particolari, di piccole rappresentazioni, di mestieri che ormai stanno scomparendo, che cerchiamo comunque di far rivivere in qualche modo. Sul fondo veniva citata prima la cappella di Sant'Alberto, che caratteristica ha? Allora, la cappella di Sant'Alberto è una cappella antichissima di cui non conosciamo esattamente la data di costruzione. Sappiamo che ci sono degli scritti che risale sicuramente a prima del 1200. Davanti c'è una croce celtica che è stata messa dagli abitanti di Paggi nel 1901. Non sappiamo ancora di preciso il perché è stata fatta questa croce, anche perché tutti gli archivi storici sia del comune che della chiesa sono stati dati a fuoco negli anni. Ha bisogno ancora oggi di qualche intervento, di manutenzione, e facciamo appunto questo presepe per cercare di farla rivivere. Da tutte queste tue parole emerge un forte attaccamento a questo territorio, a questa piccola località. Da cosa nasce questo? Ma nasce proprio da una passione fin da piccola per il territorio, non saprei neanche io di preciso. Amo questo paese e mi piace farlo conoscere al mondo intero quasi. Concludiamo con gli orari in cui è possibile venire a visitare questo presepe. Allora, noi siamo aperti fino al 6 di gennaio, tutti i pomeriggi, dalle 15 alle 19:30. Poi dal 7 di gennaio fino al 3 marzo, quindi abbiamo un periodo anche abbastanza lungo, soltanto il sabato e la domenica, sempre dalle 15 alle 19:30. Una natività particolare rappresentata qua a San Pietro di Sturla, una chiesa dentro la chiesa. Intanto partiamo dal motivo di questo. Sì, quest'anno si apre per noi il 400° anno della costituzione di questa parrocchia. Il 12 novembre 1619 l'arcivescovo di Genova costituiva questa parrocchia autonoma. In realtà l'edificio chiesa esisteva già dal 1200, in quanto era un romitorio dei monaci di San Colombano che avevano abitato la piana di Carasco, bonificandola. Quindi esisteva già da tempo una chiesa, però era stata sottoposta giurisdizionalmente alle parrocchie di Rivarolo e Paggi, e soltanto nel 1619 appunto è stata costituita parrocchia autonoma. Abbiamo appunto voluto celebrare questo 400° anniversario costruendo la chiesa nella chiesa. Abbiamo realizzato infatti la facciata della nostra chiesa, cercando di riproporla, diciamo, nei particolari più possibili,
e entrando nel presepe abbiamo cercato di dare la sensazione di entrare come in una chiesa. La scelta di farla presso l'altare di San Pietro non è stata casuale, appunto, essendo la chiesa dedicata a San Pietro. E entrando, appunto, l'ambientazione è quella di una chiesa con gli addobbi floreali, con l'altare arredato, diciamo, per la messa di Natale, e al suo interno si trova il presepe, che vuole un pochino rappresentare la comunità. E infatti sulla sinistra c'è il villaggio con le occupazioni quotidiane, sulla destra la parte, diciamo, della campagna, pastorizia, eccetera. Al centro c'è l'altare con la natività, segno anche che il centro della comunità comunque è sempre Gesù. La comunità di San Pietro, piccola realtà, però è viva, si sente in questo anche nella realizzazione del presepe un attaccamento, un senso di comunità forte. Sì, quello lì sì, grazie a Dio, ecco, ed è anche per questo che abbiamo voluto mettere anche questo salmo. Gli abitanti ufficialmente sono circa 400, però sì, effettivamente c'è questo senso che ci unisce anche in queste, diciamo, occasioni, come possono essere il presepe, come può essere la festa patronale, e dobbiamo ringraziare un po' tutti, dobbiamo ringraziare anche poi chi ci guida, perché ci ha trasmesso questo senso di comunità, ecco, e quello anche, io credo che sia molto importante, anche dare il senso di comunità, perché è quello che valorizza poi diciamo queste realtà. E appunto, tornando al presepe, volevo sottolineare che abbiamo messo il Salmo 126, se il Signore non costruisce la casa, invano lavorano i costruttori, è proprio per sottolineare questo aspetto, che non è soltanto un aspetto, diciamo, della costruzione fisica del luogo della chiesa, ma anche proprio della costruzione della comunità, proprio per dare risalto al fatto che è sempre solo il Signore che costruisce, l'uomo non può nulla. Che impegno c'è stato per la realizzazione di questo presepe, come tempo e come persone impegnate? Dunque, persone non siamo state molte, siamo in tutto 5 persone. Un signore che, diciamo, è vicino alla nostra comunità, non risiede qui ma è vicino alla nostra comunità, ha progettato la facciata e realizzato tutti i pezzi presso la sua abitazione, e poi li abbiamo portati qui e qui li abbiamo assemblati. E poi abbiamo lavorato qui sul posto, creando appunto il presepe, allestendo l'altare, e lui ha iniziato a lavorarci a fine agosto, e poi di fatto la costruzione qui sul posto è iniziata dopo il periodo dei defunti, quindi i primi di novembre, e abbiamo lavorato più o meno con una cadenza settimanale di circa fine settimana completo, qualche giorno in settimana, poi l'ultima settimana tutte le sere, per arrivare poi, l'abbiamo aperto il 16 di dicembre, la domenica dopo l'Immacolata. E quando è possibile venire a visionare ancora e per quanto tempo? Allora, il presepe è visitabile le domeniche e i giorni festivi dalle 15 alle 19. Poi se c'è qualche bisogno eventualmente mi possono telefonare, c'è il numero sui manifestini per qualche occasione particolare, poi possiamo anche aprirlo in altri orari. Io credo sicuramente fino all'Epifania, e può essere anche fino alla fine di gennaio. Adesso ora vediamo un attimo poi come ci organizziamo anche con la disponibilità. Comunque sicuramente fino all'Epifania è visitabile in questi orari.
un presepe tradizionale dentro alla chiesa di San Bartolomeo di Levi. Cosa è stato rappresentato? Dunque è stato rappresentato praticamente il paesaggio di Levi con i vari lavori che si svolgevano, che si svolgono ancora adesso: l'uliveto, il noccioleto, l'omino che abbacchia le olive, l'orticello coltivato, e poi ci sono le case più o meno come erano fatte una volta a Levi. È stata presentata la torre che si trova a San Rufino, vicino alla chiesa di San Rufino. Insomma, poi il lastricato di ardesia che c'è davanti alle casette di Levi, che un tempo cioè piastrellavano proprio con queste lastre di ardesia che li chiamavano ciapponi, cioè grosse pietre di ardesia che mettevano davanti alle case. Insomma, è stata diciamo che è stata una bella occasione averlo realizzato con un gruppo di amici della parrocchia. Ci siamo rivisti tutte sere in casa per preparare queste casette. Sono state fatte proprio diciamo ex novo, e poi 2 o 3 sere abbiamo passate qui in chiesa per montarlo. Insomma, è stata una bella occasione per trovarci insieme. Ecco, Quante persone hanno collaborato alla realizzazione? Ma direi una quindicina di persone senz'altro. No, adesso non mi ricordo, cioè non dico i nomi perché non vorrei lasciare dietro qualcheduno, quindi è meglio insomma. Allora, questo presepe sicuramente nei giorni festivi dalle 11 alle 12:45 e dalle 15 alle 17 fino all'Epifania senz'altro. Può darsi magari che anche dopo ci sia qualche giornata in più. E poi durante la messa dalle 11:30 delle feste. L'occasione di realizzare il presepe per la comunità parrocchiale è quella di collaborare, di stare insieme. L'avete vissuto, avete sperimentato questo nella realizzazione del presepe? Sì, l'abbiamo sperimentato anche perché noi abbiamo voluto cioè prima di tutto ci siamo riuniti, abbiamo detto facciamo il presepe, però lo facciamo in modo, costruiamo noi alcune cose, no? E quindi abbiamo realizzato tutti insieme, c'è chi ha fatto il geometra, chi ha fatto l'architetto, chi ha fatto, insomma, chi ha incollato le piastrine lì di ardesia, e colorato poi anche le casette, no? E lì quando ci siamo diciamo riuniti c'è stato anche il momento per prenderci un tè insieme, di scherzare, di ridere insieme, cosa che tante volte non abbiamo la possibilità di fare, no? E invece abbiamo colto proprio questo momento, questi giorni, così, queste serate che abbiamo passato insieme, proprio per ritrovarci, per avere, cioè, dato che ci conosciamo comunque tutti, però non abbiamo sempre la possibilità di vederci così, no? E invece insomma, ci siamo resi conto che poi comunque siamo stati bene insieme, e speriamo di un altro anno di poterlo realizzare di nuovo, un altro presepe. Così. Infatti noi poi siamo un gruppetto che facciamo parte anche del coro, no? E del coro parrocchiale, e adesso ci siamo estesi, nel senso che dato che la nostra è una zona pastorale, siamo con San Bartolomeo, San Rufino e Camposasco, abbiamo unito i cori parrocchiali, abbiamo formato un unico coro e ci vediamo spesso per fare magari anche le feste di Natale, di Pasqua, le feste del Santo Patrono, così insieme. Cioè, sono momenti veramente che ci aiutano molto a vederci, perché poi comunque Levi è un paese sparso e non c'è tante possibilità di conoscere le persone, quindi ci si vede magari, ma ci si vede a Chiavari, ci si vede dalle altre parti, ma proprio qui non ci sono altre possibilità.
si rinnova la tradizione del presepe qua all'Oratorio di San Bartolomeo a Cogorno, un presepe diverso però rispetto agli anni scorsi quest'anno. Sì, è diverso perché l'associazione quest'anno ha dato l'invito alle primarie, alla materna e anche al centro riabilitativo Villa Gritta. Abbiamo dato questa occasione, questa opportunità di fare ognuno un presepe, di esporre le loro immaginazioni del presepe di una volta, quando la tradizione era di fare il presepe a casa. Infatti è intitolato Il presepe sognato dai bambini. Hanno accolto questa opportunità volentieri, ognuno ha fatto il suo manufatto ed è stato portato qua nella chiesetta di San Bartolomeo. Abbiamo esposto tutti questi manufatti che rappresentano un po' la tradizione, le nostre radici cristiane, ma il pensiero più grande era il significato dei bambini, era di far capire Gesù come accoglienza. L'accoglienza in questo caso è stata rappresentata anche nella scena del ponte di Genova. Sicuramente questa immagine ha colpito molto l'immaginazione dei bambini. Sì, ha colpito molto perché magari quelli un po' più grandi hanno fatto una scenografia della distruzione di questo ponte, questa tragedia che ha toccato i nostri cuori di tutti. Materiali semplici sono stati utilizzati, il grande protagonista è stata la fantasia dei bambini. Grande protagonista è la fantasia dei bambini e in più il materiale riciclato, il materiale povero, dove comunque anche lì c'è un significato di ritorno al passato, dove si facevano con tutti i materiali che avevamo in casa. Quando e per quanto tempo sarà visitabile questo presepe? Sarà visitabile fino al 6 gennaio, dai festivi e prefestivi, dalle 15 alle 18. I soci sono a disposizione per aprire la cappelletta e far vedere questi meravigliosi manufatti usciti dalle mani dei bambini. Anche quest'anno torna il presepe di Santa Sabina di Trigoso. Che cosa avete voluto rappresentare? Sì, anche quest'anno, come ormai da quasi 40 anni, nel nostro presepe viene rappresentato un angolo del nostro borgo. Quest'anno è stato rappresentata a Cadupeo, così è chiamata quella villa lì che è stata riprodotta, e le case che sono praticamente dietro la chiesa. Uno scorcio che riporta ad anni antichi, con anche i mestieri delle persone che vi lavoravano all'interno di questa parte del borgo di Trigoso. Sì, nel presepio sono raffigurate anche tutte le statuine che sono, anche vorrei ricordarlo, opera di Eldo Venturi, che è mancato lo scorso anno, che ha donato qui al nostro presepio una settantina di statuine
tutte in legno, originali, uniche, perché non ce ne sono riproduzioni, quindi è veramente anche un valore, diciamo, oltre che morale, così anche veramente un valore prezioso che è stato fatto alla Chiesa. Rappresentano tutti questi mestieri antichi che vanno dal fabbro all'arotino, a tutti chi con la cigogna, che era una cosa che ormai è scomparsa e che veniva tirata in superficie l'acqua, quindi sono rappresentati un pochino tutti questi vecchi mestieri, cose che ormai se ne stanno perdendo. C'è anche un personaggio molto legato al borgo di Trigosi. Sì, nel presepio, come ormai da oltre 20 anni, da quando abbiamo scoperto che Giovannino Guareschi è abitato qui nella canonica Trigosa per qualche anno, viene rappresentato Giovannino Guareschi con la perpetua che si chiamava Elena Castagnola, e proprio ieri nel convegno, nell'incontro che c'è stato su Guareschi, veniva ricordata anche questa figura che probabilmente Giovannino Guareschi nei suoi film, quando nomina Lenin, non lo chiama Lenin eccetera, ma Lenin, proprio probabilmente riprendendo un pochino il dialetto il soprannome di questa Elena qui. Quante persone ci hanno lavorato, che tempi ci sono stati dietro la realizzazione? Sì, nel presepio ci hanno lavorato una decina di persone, adesso non le sto a nominare tutte, però hanno avuto un impegno che è iniziato praticamente dopo la festa della Madonna del Rosario, che è sempre la prima domenica di ottobre, perché nell'oratorio viene fatta la lotteria appunto per la festa, e poi immediatamente dopo viene smontata la lotteria e viene incominciato il presepio. Che significato ha per la parrocchia, per gli abitanti, per i fedeli della parrocchia dedicarsi alla realizzazione del presepio? Beh, diciamo che prima di tutto noi col presepio, proprio perché rappresentando un angolo del paese, vogliamo dare il significato che Gesù è nato qui nella nostra terra, come penso tutti gradiscono che sia nato nella loro terra, e quindi questo è il primo significato che vogliamo dare. Poi c'è anche il lato più diciamo mondano, chiamiamolo così, che tutte le sere quando si viene è anche un momento di incontro tra un gruppo di amici che vengono qui a passare, non dico a passare perché c'è anche da lavorare, comunque a passare un pochino l'inverno, perché è bello stare anche in compagnia, e questo penso che sia un lato molto positivo della cosa. Fino a quando resterà aperto, con che orari? Allora, il presepio rimarrà aperto sino al 2 febbraio, come vuole la tradizione, cioè inaugurato dopo la messa di mezzanotte, e viene tenuto sino al 2 febbraio per la Madonna della Candalora. E gli orari sono praticamente sino all'Epifania, tutti i giorni, dalle 10 a mezzogiorno, dal pomeriggio dalle 2:30 a 3 finché c'è gente, e poi il pomeriggio soltanto dalle 15 alle 17, e se ci sono richieste in qualsiasi orario. Il presepe è sempre un dono prezioso che i parrocchiani vogliono regalare ai fedeli e a tutti coloro che vorranno vederlo visitare. Un ritorno alle origini è quello del presepe, un riscoprire Gesù che arriva in ciascun paese, in ciascun borgo. Sì, io mi ricollego a San Francesco che nel 1223, per far capire il significato della natività, specialmente a quella gente di Greccio che era appunto ritenuta da lui ignorante, lontana un po' dal mondo, e anche il paesino fuori di tutto, ebbene ha creato questo presepio allora e ha stupito la gente. Io do atto a San Francesco di aver avuto un'intuizione fenomenale, perché è stato veramente l'inizio di uno stupore che non finisce, e vedo che di anno in anno questo stupore cresce, perché crescono i desideri di vedere i presepi, di farlo nelle chiese. Quindi io sono contento che anche quest'anno qui i parrocchiani ci sono messi di lena per fare il presepio. Spero che tutti i visitatori che vengono si stupiscono e tornino a casa con qualcosa dentro che
che li ha veramente stupiti, li ha toccati nel profondo, come è successo un po' allora alla gente di allora di Greccio, che sono tornati a casa dopo il presepe vivente di San Francesco cambiati. Presepe di Santo Stefano del Ponte, curato dalla Confraternita. Che cosa avete voluto rappresentare? Abbiamo rappresentato la zona appunto del ponte, che è un ponte medievale, ma già anche si pensa romanico, è quello che da molto tempo dà un po' il nome a tutta la parrocchia, e la rappresentazione appunto è curata nei dettagli, ovvero le due case che sono da una parte del ponte e dall'altra, specialmente quella a destra che è la Villa Cattaneo, che è una villa molto antica che è stata riprodotta in scala nei minimi particolari con la sua cappella, e di fianco alla quale passa appunto la processione di Nostra Signora del Carmine, che è la festa principale di questa parrocchia, che appunto rappresenta un po' la comunità parrocchiale che va in cammino verso la grotta. In che epoca è ambientato? Ci sono gli antichi mestieri, ci sono ancora le strade le antiche della frazione? Sì, c'è qualche antico mestiere, qualche stazione in movimento, antichi ma anche comunque attuali, perché comunque sono poi cose che rimangono sempre nel tempo, per quanto poi siano un po' ridotte come usi. E sicuramente appunto la rappresentazione senza strade, non c'è asfalto, c'è la sabbia, la terra come era appunto un tempo. Quante persone ci hanno lavorato? Con che impegno? Abbiamo lavorato circa in una decina di persone, una decina di confratelli e consorelle, per un impegno di circa 2 mesi e mezzo molto pieni e molto impegnativi. Tanti giovani che ci hanno lavorato, che hanno partecipato, che momento è stato questo? Sicuramente un momento di condivisione, a simbolo di questo la processione della Nostra Signora del Carmelo, che rappresenta un po' un momento di unione per questa confraternita e per l'intera comunità di Santo Stefano, un simbolo della nostra parrocchia e quindi anche il simbolo che ha mosso un po' questa realizzazione, lo spirito di squadra, essere insieme e coinvolgere anche dei giovani nella realizzazione di questo presepio, e sicuramente quindi uno spirito di amicizia e di ricordo anche di quanto sia importante portare in cammino il nostro simbolo, quindi la venerazione di cui ormai ricorre il 400° anno di questa celebrazione, verso le vie di Sestri, quindi discendere dall'ex pieve di Santo Stefano del Ponte fino alla venerazione di Gesù, che nasce, quindi il simbolo anche di una comunità sempre in cammino e quindi che poggia anche sui giovani nella realizzazione di questo momento di unità e simbolo del Natale. Vi siete suddivisi i compiti? C'è qualcuno che ha curato un aspetto particolare? Sì, le opere principali, quindi la Villa Cattaneo da un lato, la chiesa dall'altro che sovrasta il presepio, sono state realizzate da un nostro confratello che si dedica ormai da anni alla realizzazione di queste opere. Quest'anno è stato aggiunto peraltro il Ponte Serlupi, quindi un simbolo anche di modernità della nostra città, e il circolo di Santo Stefano, quindi un momento anche ricreativo per la comunità, e in particolare poi nella lezione più tecnica un nostro confratello, anche lui, che si occupa da qualche anno proprio di curare l'input nella realizzazione, che è mio fratello, e quindi tutti insieme, però poi nel piccolo, dalla piccola parte al grande insieme, per un'opera che ci coinvolge tutti e al tempo è un modo per sorridere insieme, divertirsi e fare qualcosa anche per il prossimo, e quindi speriamo che sia di gradimento. Anche la confraternita di Santa Caterina d'Alessandria nella chiesa di San Pietro in Vincoli a Seste Levante ha voluto ricreare la Natività. Che scorcio avete rappresentato? Abbiamo cercato di fare un presepe
che rappresentasse sia la chiesa di San Pietro in Vincoli, dove la Confraternita dei Disciplinati di Santa Caterina ha sede, che il paese come una volta con gli orti fatti e terrazzati. Quindi troviamo in alto a sinistra la chiesa di San Pietro in Vincoli, scendono nel Caruggi i confratelli in cappa e tabarro con le lanterne e dall'altra parte invece gli orti coltivati per i quali scorre invece un ruscello. Uno scenario che i confratelli stanno mantenendo in vita, nel senso sono tradizioni antiche queste che la confraternita sta portando avanti. Sì, noi cerchiamo di ogni volta aggiungere qualcosa al presepe, mantenendo sia le caratteristiche della natività vera e propria, ma anche quelle geografiche. Abbiamo inserito il leudo, probabilmente l'anno prossimo riproporremo anche una piccola darsena come una baia, e quindi cerchiamo di rappresentare le due cose. In quanti ci avete lavorato, per quanto tempo? Beh, è stato un lavoro abbastanza lungo, abbiamo lavorato in 4 o 5 persone perché c'era un lavoro anche piuttosto complesso, perché ci sono delle parti di luce, ci sono delle parti elettriche, delle parti in movimento, e quindi abbiamo lavorato almeno 5 o 6 confratelli per un 6-7 settimane. Un impegno gravoso ma anche bello da vivere insieme. Certamente, anche perché ci permette di tenere aperta la chiesa con tutte le sue belle cose.